Leonardo, Giacomo, Giovanni, Claudio, Mattia. Sono i 5 ragazzi tra i 20 e i 25 anni che hanno preso in mano l'organizzazione della Fiera del Rosario di Mogliano Veneto, sagra radicata nel culto e nella tradizione, arrivata quest'anno alla 43esima edizione. da qualche anno abbiamo iniziato a entrare a far parte di questa fiera, ci siamo entrati sempre di più con gli anni e piano piano siamo riusciti ad arrivare anche a organizzarla insieme agli altri, più diciamo il vecchio comitato che ci sta supportando. È diventata una sinergia, vorrei dire miracolosa, perché non sempre le sagre sono come dire, occasione di passaggio da generazioni nuove e vecchie, e qui ci stiamo riuscendo, è un dono grande, un dono del Signore secondo me. Chiaramente dietro le quinte chi ha organizzato precedentemente magari non si vede in prima persona, ma è dietro le quinte che sostiene, da una mano, fa il servizio umilmente come cristianamente è richiesto. Ci spinge a farlo tutta la nostra forza di volontà, rinnovare un po' l'ambiente e portare un po' di vita in questa comunità che ne ha bisogno. Il principale scopo era spingere i più giovani a ritrovarsi e fare comunità. Era uno dei nostri obiettivi di portare qui in centro a Mogliano i giovani in questi 12 giorni di festa e mi sembra, siamo convinti di esserci riusciti, perché ne vediamo tanti che girano, che entrano, che escono, vengono anche solo per una birra, però vederli qua dentro ci fa venire un sorriso molto grande, siamo molto orgogliosi. I 5 giovanissimi organizzatori sono determinati a portare avanti la fiera anche in futuro. Mesi di programmazione, serate spese a pianificare tutto. A Jesolo però a divertirci ci andiamo anche noi, dicono. Sicuramente anche noi non ci togliamo il divertimento durante l'estate, però insomma questo nostro obiettivo ci ha spinto anche durante le serate fin tardi a organizzare, però è stato un divertimento più che il puro divertimento che so da discoteca o da festa, è stato il fatto di raggiungere un obiettivo così grande che potrebbe essere per qualcuno utopico, insomma. Ed è un'esperienza che consiglieresti? Sì, assolutamente, perché il risultato è quello che dopo ti fa vivere, ti fa provare, è una cosa bellissima, quindi sì, la consiglio. Qualche perplessità anche dalle famiglie di questi ragazzi, fugate dal risultato raggiunto. I miei genitori, non vedendomi a casa per 2 settimane e anche per tutti i mesi prima di organizzazione, sono stati un po' titubanti anche su quello che stavo facendo. Stanno capendo, stanno vedendo quello che siamo riusciti a fare e quindi adesso hanno il sorriso anche loro.